Beh, Bologna Welcome è una DMO, è la DMO della destinazione turistica Bologna e il digital marketing è un'attività molto rilevante nell'ambito di quelle svolte da Bologna Welcome, proprio perché va a trasformare i lead in prospect, i prospect in clienti e soprattutto a rendere la relazione con il cliente più duratura nel tempo. Questa importanza si è tramutata, si è tradotta nella creazione di una divisione specializzata all'interno dell'azienda che si chiama Business Intelligence, di cui io sono il referente per la gestione sistematizzata del dato quali quantitativo. Noi abbiamo tutta una serie, un panorama di sistemi tecnologici che vengono utilizzati dalle diverse divisioni aziendali che compongono la DMO di Bologna. Al momento si è cercato di fare comunicare questi strumenti tra di loro, solitamente tramite una tecnologia API, quindi uno scambio di dati tra uno strumento all'altro in modo tale da metterli in rete. E tutto, quindi creare dei collegamenti. Al momento non c'è un vero e proprio DMS, però indubbiamente ci stiamo muovendo in quest'ottica, perché sono tantissimi sistemi tecnologici, anche diversi per le singole divisioni, quindi diventa fondamentale proprio per le svariate attività che deve svolgere una DMO. Bologna Welcome cerca di non sostituirsi mai all'imprenditoria privata, ma di supportare le diverse organizzazioni, diversi operatori del territorio, e quindi offre un supporto concreto sia in termini proprio della distribuzione dei prodotti, quindi ampliando i canali di distribuzione e rafforzando la promozione, così come anche la creazione del prodotto stesso ove questo manca e dove c'è chiaramente una domanda corrispondente anche a livello internazionale, cercando di definire un insieme di criteri qualitativi che sono quelli comuni nel comparto turistico, soprattutto a livello internazionale.